In questo momento il Po è sceso a 150 metri cubi al secondo, una portata secondo me mai raggiunta dal fiume. È una lenta agonia quella del grande fiume a causa di una siccità che permane da mesi. Una situazione così grave non si registrava da almeno 70 anni. Da tutto il comune di Porto Tolle non sta derivando una goccia d'acqua da giorni e da settimane nei punti più vicini al mare. Il Cuneo Salino è risalito di quasi 30 km, vista la portata di stamattina, e man mano stiamo chiudendo le derivazioni una dietro l'altra. Utilizzando le pompe e altri strumenti si sta distribuendo l'acqua che prima della risalita del cuneo salino era stata utilizzata per alimentare la rete di scolo. Comunque l'acqua salata del fiume sta filtrando attraverso gli argini, quindi questa filtrazione attraverso gli argini va ad insalare la falda che va ad insalare i canali, quindi giorno per giorno vediamo che la situazione peggiora perché mi si sta insalando anche l'acqua che avevo invasato in tutta la rete di bonifica. Il problema è che la filtrazione salata che mi sta entrando nelle falde non la si manda più via, cominciamo a vedere dagli argini una fascia di 50, 100, 150 metri dove i prodotti stanno morendo perché stanno bevendo acqua salata. Le conseguenze più gravi della situazione non riguardano solo l'agricoltura, il rischio è quello di un disastro ambientale. Tutta la biodiversità che c'è in questo territorio, che è un territorio a parco, un territorio MAB UNESCO, un territorio siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, Important Bird Area, cioè tutta la biodiversità che c'è in tutta la rete di scolo che abbiamo qua, se l'acqua si insala è evidente che sarà impossibile fra qualche anno parlare ancora di ambiente e di biodiversità.